con all'interno la competenza delle donne. Le donne devono veramente entrare, perché altrimenti noi non produrremo quella spinta innovativa di cui il Paese ha bisogno. Una sinergia nelle attività che poi si porterà nel territorio, quindi ben vengano queste cose, perché è un momento veramente costruttivo. La persona che parla e fa dimenticare come è vestita, come è pettinata e ci si scopre veramente sorelle. Ecco, questo è quello che secondo me possiamo fare nella quotidianità, tutti noi. Essere dei bravi imprenditori, essere dei bravi lavoratori, lavorare bene vuol dire anche essere delle persone brave che lavorano su se stesse, che cercano di migliorarsi, perché siamo costantemente in relazione. Non sempre sono necessarie 8 ore, 10 ore per fare i compiti posti, ma lavorando per obiettivi possiamo massimizzare i nostri sforzi per appunto il raggiungimento degli stessi e dedicarci anche a altre cose che sono altrettanto importanti all'interno delle nostre vite. È il vero contributo che possiamo portare nel mondo. Occorre scommettere per farlo, io l'ho fatto e posso dirvi che ho raggiunto il mio senso del successo. È stato utilissimo partecipare ai corsi perché mi ha dato modo di incontrare altre realtà, di non sentirmi da sola, di rimanere aggiornata e di mettere in pratica anche tanti suggerimenti. La sensibilità in questo momento nei confronti delle donne è alta, lo sappiamo, i riflettori sono accesi, questo però non basta perché c'è un lavoro culturale che deve essere svolto non soltanto a livello imprenditoriale ma certamente prima di tutto sociale, culturale e familiare.